La carezza del Papa per gli operatori dell'accoglienza. A margine della celebrazione eucaristica alla Fraterna Domus di Sacrofano a Roma, Francesco si è soffermato con le tante persone laiche e religiose che ogni giorno si impegnano nel ricevere i migranti. Un momento emozionante e toccante concluso dalle parole del Papa. Il piccolo passo fa il grande cammino della storia. Queste parole del Papa sono risuonate per me come una carezza di un padre che mi esorta a dire: tranquilla, non ti preoccupare, sei sulla strada giusta. Quell'idea che è l'idea che porti avanti con quell'accoglienza, anche se ti è faticosa e ti sembra di stare un po', no, in balia di quelle acque, stai serena, sei sulla strada giusta, guarda avanti, è la strada giusta da percorrere, quindi sicuramente come una carezza. L'invito del Papa ad annunciare sui tetti la gioia dell'incontro con Cristo e con l'altro è stato raccolto dagli operatori. L'omelia del pontefice ha dato nuova linfa anche all'impegno quotidiano e sulla necessità di uscire dalla paura ha insistito anche il direttore nazionale della Caritas, Don Francesco Soddu. La paura è il retaggio praticamente della schiavitù. Ecco, noi vogliamo uscire dalla paura e quindi uscire dalla schiavitù e vogliamo dare questo messaggio bello al paese e al mondo, che laddove vi è l'essere umano libero non ci deve essere paura. E l'incontro è lo snodo perché tutto questo possa avvenire. La mancanza di preparazione crea timore, quindi il vostro esempio può essere anche una luce per chi vuole impegnarsi nell'accoglienza? Certo, ma non è tanto un esempio, ma la proposizione di percorsi già iniziati, di percorsi già avviati, di modo che si possa capire che qui tutto può esserci l'emozione, può esserci la stanchezza, ma la paura è veramente bandita. Il trovarsi e il proporsi come modello, diciamo così, da seguire, credo che sia un grande messaggio, un bel messaggio di speranza, di non paura, soprattutto al nostro paese.